Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro marietto veneziano. Oggi, come avete visto dal titolo, parleremo di Franz Bardon, perché il vostro marietto, sapete per chi segue il marietto da tanti anni, propone sempre come iniziare con un libro edito post mortem Venezia, la casa editrice Venezia, del mago Fravato, no? In cui questo, come si dice, esoterista, mago, veggente, medico, perché era anche un bravissimo radiestesista, ha, tra virgolette, fatto pubblicare dopo la sua morte e poi tradotto in Italia dopo il 2000 più o meno dal grandissimo Sebastiano Fusco, no? Però Franz Bardon è stato, tra virgolette, sempre dico, un grandissimo dell'esoterismo e ha scritto anche altri volumi importanti di, come si dice, teoria e pratica di magia. E qui vorrei presentare due libri. Questa è una trilogia di tre libri. Il primo è, vedete, Introduzione a dottrine ermetiche, teoria e pratica, volume 1, Franz Bardon. Costa 25 euro, edito dalla casa editrice Venezia ed è di 364 pagine e praticamente per chi vuole iniziare dopo il famoso libro Mago Fravato, questo dà le prime nozioni, le prime nozioni. Visto che è una trilogia, poi abbiamo quest'altro libro molto importante che è Introduzione a dottrina ermetica, la pratica dell'evocazione magica, volume 2. Vedete, abbiamo questo e quest'altro. Sono due libri che completano, poi viene completato col terzo libro, che è più che altro una cabala, tra virgolette, orientaleggiante, no? Ma che chiaramente già i primi due libri danno un'infarinatura molto importante perché si vuole avvicinare all'esoterismo. Ci sono tantissimi segreti. Ma chi era questo Franz Bardon? Allora, Franz Bardon, la leggenda, no, per chi ha letto Mago Fravato, si capisce che era un tipo, un esoterista che ha combattuto il Terzo Reich. Ma nella realtà, dalle informazioni che ho avuto il vostro maretto veneziano, praticamente quest'uomo è stato un prestanome di Erich Himmler. Erich Himmler aveva scritto questi testi e ha fatto in modo che risultassero scritti da questo Franz Bardon. Nella realtà il vero artefice, il vero creatore, il vero divulgatore, no, è stato Erich Himmler. Erich Himmler, per chi non conosce, è stato il più grande generale della seconda guerra mondiale, combattuto praticamente con la sua mente contro tutti i generali del mondo, aveva costruito e aveva fatto rinascere la Germania dopo che la Germania aveva perso la prima guerra mondiale ed era stata distrutta e in 8-9 anni aveva ricostruito, chiaramente anche con il Führer, aveva ricostruito una Germania che ha cercato di, in un certo senso, fermare i Sarmadi. Purtroppo è stato tradito dall'umanità e quindi fra qualche tempo vedremo chi aveva ragione. Dal mio punto di vista aveva ragione Eric Himmler. Eric Himmler purtroppo chi scrive la storia sono i vincitori, è stato praticamente denigrato, è stato in un certo senso disegnato come un mostro perché aveva creato queste SS, ma bisogna capire una cosa, che le SS era un movimento sì, militare, ma era anche un movimento presieduto da entità esoteriche. C'era più di 1 milione di persone militari, chiaramente, ma che avevano delle informazioni e conoscenze esoteriche di altissimo livello. Infatti, chi legge questi due libri, ad esempio, può tranquillamente, può tranquillamente attingere informazioni di altissima qualità e pregiate. Chiaramente vi ricordo sempre, Franz Bardon è stato l'artefice, cioè voglio dire, Henry Himmler è stato l'artefice, ma diciamo il merito è stato dato a questo signore. No? Io da piccolino, verso i 12 anni, mi sono messo a parlare col capitano degli Alpini e lui mi ha detto che questi testi sono stati scritti da Henry Himmler e poi purtroppo non li avrebbe accettati nessuno se passavano col loro nome, col suo nome, e allora sono stati dati a questo signore, no? Che sicuramente aveva delle qualità esoteriche importanti, era un bravissimo esoterista,
Infatti, quando ad esempio si legge il mago Frabato, teoricamente no, sembra un uomo che fosse andato contro il Terzo Reich, contro il Führer, ma nella realtà no, questo è stato un escamotage per fare in modo che all'umanità potessero arrivare questi volumi. Infatti, infatti, nel 1950 questi volumi furono stampati subito in tedesco, Mago Frabato, questi volumi. Noi abbiamo avuto dopo il 2000 questo grandissimo esoterista italiano, Sebastiano Fusco, che li ha tradotti per la lingua italiana. Quindi è chiaro, no, che i tedeschi questa materia l'hanno conosciuta subito, proprio perché Erich Himmler, con la sua morte, aveva deciso di lasciare alla Germania, al popolo tedesco, queste conoscenze esoteriche. Chiaro che suona un po' strano perché uno che legge Marco Fravato pensa esattamente l'opposto, ma purtroppo è stato l'unico escamotage che il mondo esoterico di una certa qualità ha potuto trovare per poter fare in modo, no, che queste informazioni esoteriche di ermetismo, no, potessero giungere a chi chiaramente ha la possibilità, i cancelli aperti, i cancelli mentali aperti, per poter attingere queste informazioni molto preziose. No? Allora, il primo volume è questo. mm. Quindi quando voi lo comprate come Franz Bardon, ma la realtà è che l'ha scritto Erich Himmler. È un volume di 364 pagine, costa 25 euro. Il secondo costa 38 euro ed è un volume di 438 pagine con tantissimi disegni di sigilli, tantissime spiegazioni, tantissime informazioni sulle vocazioni, no? Allora, questi sono libri importanti per gli esoteristi che hanno i cancelli della mente aperte. Sono dei libri che fino a 60 anni fa erano tenuti segreti, no? Ed erano informazioni che avevano solamente, ad esempio, la Gestapo, la SS e tutto quel mondo occulto che è riuscito a risollevare la Germania, no? Noi, io ce l'ho da parecchi anni e forse è una delle pillole più, tra virgolette, che avrei spinto di meno, ma che penso che in questo momento più persone esoteriche o che si avvicinano all'esoterismo, in un certo senso siano pronti o abbiano voglia o abbiano i cancelli aperti da mente. Gli altri chiaramente possono vedere queste pillole mille volte, ma non potranno mai acquistarli, non perché non hanno quantità finanziaria abbastanza, perché con 50-60 euro si compra un universo di informazioni ermetica, ma proprio perché hanno dei cancelli mentali che li bloccano e quindi praticamente possiamo dirlo apertamente questa cosa qua. Infatti parlando con il capitano degli Alpini di Torino, a 12 anni eravamo usciti in astrale, mi disse che Franz Baden durante la seconda guerra mondiale aveva sì anche lui le conoscenze, ma non dico che era un coniglio, non dico che era uno che si la faceva sotto, ma il capitano degli Alpini di Torino mi ha detto che era uno che certamente non era un militare, un soldato, era una persona molto defilata. Invece Eric Himmler, onore a questo personaggio, a questo militare che ha cercato di salvare, come ho già spiegato in altre pillole, ha tentato di fare Napoleone, di cercare di salvare l'umanità. Bene, cari amici, vi ricordo che se non vi siete ancora iscritti al canale del Diagramma Eletto Veneziano sarebbe una buona cosa se lo fate. Vi ricordo che abbiamo il sito capitano.altervista.org qui sotto il link in descrizione per poter accedere al sito del capitano, dove ci sono 20 ebook gratuiti da scaricare con tantissimi circuiti radionici quadranti radiostesici, ne hanno già scaricati più di 150.000. Il vostro maledetto veneziano ha regalato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici con tanto di istruzione. Bene, vi saluto e vi ringrazio. Mi raccomando, mercoledì sera 21 nel canale Maledetto Veneziano con il Legaro per le sibili interattive gratuite. Grazie e alla prossima. Ciao.